e rispettabile pubblico, buonasera. Anche oggi, in questa giornata festiva, la marionettistica dei Fratelli Napoli di Catania è felice di essere al Museo Internazionale delle Marionette Antonio Pasqualino per proseguire il nostro percorso nell'ambito delle serate tradizionali dell'Opera dei Pupi. Dopo le sacre rappresentazioni, oggi vi proponiamo Gli amori di Berta e Milone. Siamo all'inizio della storia dei Paladini di Francia. Siamo a quelle vicende che seguono immediatamente l'incoronazione di Carlo a re di Francia, dopo che ha riacquistato il trono che gli era stato strappato dagli usurpatori magonsesi, in un'atmosfera di pacificazione con la stirpe di Magonza. Ci sono grandi feste e in occasione di queste grandi feste si innamora Milone, il futuro padre di Orlando, di Berta, sorella di Carlo Magno, che è ancora re dei Franchi ma non è ancora imperatore. E quando Giusto Lodico compose la storia dei Paladini di Francia, unì per queste vicende tre fonti letterarie diverse: Reali di Francia di Andrea da Barberino, le prime imprese di Orlando di Ludovico Dolce e una cosa deliziosa che è l'Orlandino di Teofilo Folengo. Dall'Orlandino di Teofilo Folengo venne riportata nelle serate e nelle messe in scena dei Pupari lo stratagemma cortigiano che consentirà a Berta e a Milone di concepire Orlando. In tutto questo c'è il tradimento dei magonsesi. Gano perpetra il primo grande tradimento a danno dei Paladini di Francia e in questa occasione, come vedrete, riuscirà a soppiantare di fatto il ruolo di primo consigliere dell'imperatore, che era Dinamo di Baviera, al fianco di Carlo Magno. Serata che si conclude, dopo tante peripezie e vicende che non vi racconto per non togliervi il piacere della sorpresa, serata che si conclude in maniera gioiosa, serata che era molto partecipata dal pubblico dell'Opera dei Pupi, che tra l'altro, come ha scritto bene Antonio Pasqualino nei suoi studi, vedeva nella storia d'amore contrastata di Berta e Milone, nella fuga d'amore che erano costretti a dover fare, anche il modello fondante di quello che succedeva nelle famiglie ai tempi d'oro dell'Opera dei Pupi, quando si creavano i nuclei familiari con quella che è conosciuta come tradizionale fuitina. Tutto questo secondo le consuete regole di tradizione che abbiamo voluto mantenere inalterate pur nella necessità di adattamento di queste vicende al pubblico contemporaneo. E in questo copione che ho composto con Fiorenzo Napoli siamo felici di aver potuto riproporre delle gemme della tradizione catanese dell'Opera dei Pupi. Ve ne ricorderò soltanto due. Una scena bellissima in cui il Papa Adriano schiaffeggia Gano e Ginamo, togliendo loro Berta e Milone, e una meraviglia di tradizione dell'Opera dei Pupi catanese che è la parlata Dinamo di Baviera con il grande rimprovero che fa a Carlo Magno. Detto questo, vi lascio in compagnia dei nostri personaggi e dico ai più piccoli che ci guarderanno: voi siete stati abituati a conoscere Orlando adulto, noi vi raccontiamo questa sera come viene concepito. Non mancherà evidentemente Peppinino, la maschera del Teatro dei Pupi di tradizione catanese, che non può mancare quando viene al mondo, quando tra poco verrà al mondo Orlando. Grazie.
cavalieri, per la seconda giornata della giostra bandita da Carlo Magno per la sua incoronazione, scende in campo col diritto del vincitore della prima giornata, lo spagnolo Grandonio di Volterna. Carlo, re dei Franchi, questa possante scimitarra ieri ha piegato l'orgoglio cristiano. Ho battuto quasi tutti i tuoi decantati paladini e ho gridato: puoi conoscer che vale più un cavalier spagnolo di tutta la tua corte. Ma questa per me è ben piccola e futile gloria. Sarò pago soltanto quando avrò battuto su questo terreno colui che vanti come il maggior uomo del tuo regno, Milone, il capitano generale dei tuoi eserciti, dove io lo sfido in giostra e in torneo, dove dunque... Quale campione dei cristiani di Francia, il conte Milone d'Anglante! Viva il sangue dei Caramanco! Eccomi a te, superbo spagnolo! Ieri non scesi in campo perché colto da febbre, non certo perché ti temessi. Alla distanza, dunque! Alla distanza! Mi hai abbattuto il primo colpo! Lo vedo! Popolo di Parigi! Maestà Carlo Magno! Dedico la vittoria di questa giornata alla nobile stirpe dei reali di Francia, alla regina Galerana e alla principessa Berta, che mi ha infuso l'ardire di scendere in campo. Vantatore spagnolo, grida con me. Quanto vale un francese? Non vale tutta la Spagna! Quanto vale un francese? Non vale tutta la Spagna! Quanto vale un francese? Non vale tutta la Spagna! Quanto vale un francese? Non vale tutta la Spagna! Baroni fedelissimi al padre mio, novelli conti paladini e signori di Magonza, fausto giorno a questo. Al vostro senno e al vostro valore io, Carlo, figlio legittimo di Pipino, rendo merito e gloria, poiché vi devo la riconquista del trono dopo l'usurpazione. Non posso tacere la mia gratitudine a colui che per primo piantò la mia santa bandiera rifiamma sulle mura di Parigi. Esultate perciò insieme a me al nome di Milone di Chiaramonte, mio primo conte paladino. Oggi intendiamo celebrare una quadruplice gioia.
per la mia inconorazione, per la pacificazione della stirpe dei reali di Francia con la nobile casa di Magonza, per la vittoria ottenuta nel torneo sui superbi spagnoli dal qui presente Milone di Anglante, e per il lieto annunzio delle prossime nozze della mia regale sorella Berta con l'imperatore d'Oriente Costantino di Grecia. Per festeggiare degnamente questi eventi, ordiniamo questa sera corte bandita a festa, con banchetti e danze, affinché tutti voi possiate condividere la mia gioia. Viva Carlo Magno, figlio di Pipino, legittimo re di Francia! Viva Carlo Magno, figlio di Pipino, legittimo re di Francia! Sire, io, Ugieri il danese, tuo fedele amico e compagni d'arme, ho l'ardire di chiederti la mano della bella Amelina, figlia del qui presente duca Namo di Baviera. Da gran tempo l'amo di amore sincero. Namo, qui voglio dare il nome di mio secondo padre. Hai sentito la richiesta del nobile Ugeri? Maestà, io non ho nulla in contrario. E a voi rimetto la mia autorità paterna. Se voi approvate questa unione, anch'io l'approvo. Carlo, re dei Franchi, duca Namo di Baviera, anch'io ho l'ardire di chiedere per me la mano della vostra figliuola Beatrice. La amo e so di esserne ricambiato. Ricambiato? Ricambiato tu? Amore, ma che cosa dici? Beatrice ama Bice, Namo de Baione, Doganamo, Carlo, re de Francia, in nome della rinnovata pace tra la tua e la mia stirpe, anch'io aspiro alla mano di Beatrice e ti chiedo di impalmarla. Carlo, anche per la mia seconda figlia, a te voglio rimettere la mia paterna potestà. Ebbene, prima daremo marito ad Armelina, quale figlia maggiore dell'amato Namo, quanto a Beatrice ad altro tempo. Amone, Ginamo, sappiamo che entrambi desiderate Beatrice per consorte, ma la donzella è una e uno dovrà essere lo sposo. Sappiamo ancora che ella a nessuno di voi si è compromessa, e se dovessimo scegliere noi a chi maritarla, uno di voi si terrebbe offeso. Poiché in questo clima di rinnovata pace non vogliamo inimicizia né con la famiglia di Chiaramonte né con la stirpe di Magonza, decrediamo che dopo le feste di questa sera, al terzo giorno, si terrà una leale giostra d'armi e d'amore fra Amone e Ginamo nella pubblica piazza di Parigi, ed il vincitore sarà colui che sposerà Beatrice di Baviera. Ora precedetemi, ognuno si ritiri nelle proprie stanze in attesa delle feste di questa sera. Il mio bracciere sarà l'amatissimo duca Rampaldo di Risa. Ai vostri ordini, Sire. Dio onnipotente, felice giorno per Carlo, per Ugieri e per mio fratello Amone, ma tremendo e infausto per me. Carlo ha deciso che Berta dovrà sposare Costantino di Grecia, ma io la amo
Ella ha folgorato la mia mente con la sua radiosa bellezza e il mio cuore ora è turbato. So che anch'ella mi ama, me lo ha confermato, inviandomi una ghirlanda di fiori con Ruggiero, il figlio fanciullo di Rampaldo di Risa. E ora non potremmo coronare il nostro sogno d'amore perché lei è promessa all'imperatore d'Oriente ed io non sono che un povero cavaliere. Oh Dio, aiutami! Quali pensieri disperati offuscano la mia mente? A nulla vale la mia vita senza Berta. Milone, ma che vedo mai? Ma perché ti lagni? Ancora la tua sofferenza d'amore per Berta? Ma sai, hai visto che anch'ella ti ama? Alla giostra hai indossato sull'elmo la ghirlanda che Berta ti mandò in pegno d'amore. Ahimè, buon Rampaldo. Carlo ha promesso Berta all'imperatore di Grecia. Potrò mai io amarla e sposarla? Lasciate perciò che io mi dolga della rea fortuna. Mio giovane Milone, perdutamente innamorato, a nulla serve dolersi dell'avversa sorte. Piuttosto cerchiamo di volgere gli eventi a nostro vantaggio, cogliendo l'occasione opportuna. Questa sera si tiene una gran festa. Il piano è questo. Nel corso delle danze, con l'aiuto della mia amata Fresina e del tuo devoto Famiglio siciliano, farò in modo che questa notte tu e Berta trascorriate felici la notte insieme. Te lo promette Rampaldo di Risa, però sii cauto e spera. Oh, Rampaldo, voi mi ridate la vita. Ma dopo, come potremmo evitare le nozze di Berta con Costantino? Di ciò non darti pena. A questo penseremo io, Morando di Riviera, tuo padre Bernardo e Namo di Baviera. Carlo sa bene che deve a tutti noi la sua corona. Andiamo ora, corso, via con la mestizia, e ti raccomando, Milone, fatti bello per stasera. Vieni, abbi fede nelle mie parole. Sì, si vada, Rampaldo, sì. Fresina, presto, dimmi di Milone. Mia principessa, perché volete che io ve ne parli? Perché mi guarda con insistenza e guardandomi sembra colto da fremiti se io accenno a sorridergli. Principessa Berta, voi ve ne siete innamorata e mi pare che anche lui... Mi fa pena vedervi infelici, ma vi giuro che con l'aiuto del mio amato Rampaldo e la complicità di Peppenino, Milone, io lo farò venire nella vostra stanza, in segreto. Oh Dio, è
come farai? Oh, questo lo so solo io. Zitta e fatevi consigliare. Ecco che viene Milone. Presto, allontanatevi. Sì, vado via. Madama Fresina, il mio famiglio siciliano mi ha detto che desideravate parlarmi. Sì, conte Milone, ma posso avere l'ardire di chiedervi un giro di danza? Su, datemi la mano, vi conduco io. Buono, accompagnami, Foriano. Andiamo a avvicinare già, ti raccomando, non c'è la principessa Betta. C'è a dire una cosa importante, poco dozzo rampato di risa, Foriamo, raga, mi sta Foriano magari la testa, bella madre. Ecco Berta, avvertita dal famiglio, viene verso di me. Si compiono i disegni miei e di Fresina. Duca Rampaldo, Peppinino mi ha detto che dovevate confidarmi qualcosa con urgenza. Principessa Berta, prima concedetemi l'alto onore di danzare con voi. A voi la mano. Lasciatevi portare da me. Ho da dirvi qualcosa da parte del conte Milone. Oh, andiamo. Stanno facendo li figo. Signore miei, verestero a Melone Paladino, con Fresina ballo coraggioso e Berta si portondo cammarino, Rampaldo con Ciccio genioso. Ora, vedete che succede. State attenti, e non ne chiede niente, mi raccomando.
Fresina, dove mi hai portato? Non sono forse queste le dorate stanze della principessa Berta? E vi stupite, mio buon Milone. Berta muore d'amore per voi. Soffre, si dilania, langue. Sì, e vi sogna di notte. E voi dovete rimediare. Oh, sento dei rumori. Non vorrei fossimo colti al laccio. Corro a vedere chi si appressa. Voi, Milone, nascondetevi dietro a questa tenda. Oh, sì. Oh, Milone, ma che sto facendo? Ecco giunto il tempo della mia vergogna. Non c'è stato alcun rumore. Ma che costei stia andando ad avvisare Carlo per farmi sorprendere nelle stanze di Berta, forse? Rampaldo, perché avete voluto ricondurmi nelle mie stanze? Cosa volevate dirmi in segreto di Milone? Io sono la donna più infelice del mondo. Milone è l'unico oggetto dei sensi miei. Ardo dal desiderio di vederlo e di sentire la sua voce, di toccarlo, di amarlo. Oh, perdonatemi, duca Rampaldo. Non ascrivete questo mio sublime amore a peccato. Berta, amore mio, eccomi a te! Oh, Madonna Berta, ecco a voi il vostro amatissimo Milone. Milone, tu qui? Ben fatto, Rampaldo. Di là è tutto a posto. Carlo sa che Milone si è ritirato nelle sue stanze perché colto dal mal di capo e crede che Berta sia già andata a dormire. Oh, vero, è davvero, Il nostro piano comune è pienamente riuscito. Ah, sapi, sto conzare, troppo buona, sto intriccio del matrimonio. Oh, sì, signorina Betta. Cosa c'è, famiglia? Io sono felice. Ho qui il mio Milone. Chi ci vede qua? Felice, ho qui il mio Milone. Lo Vostro vedi? molone? Un molone a pescaria, a ucceria, che la prova a 6 soldi, senza prova a 4 soldi, ma ho potuto accattare lo stesso. Oh, ma Peppe, che cosa dici? Che dico? Che voi, generaletto, principaletto mio, ma pare che state buttando troppo a lungo. Sento dire per le buone uffizi d'Ozzo Rampaldo, di Donna Fresina, e se ci permettessero, magari di mia, che siete combinato da così. Io c'eravo e i detrasi mi erano trevasi e mi dice parole e frasi con da bucca bella e scritta, come parla vi sbroglio appetito, oh che bello nonno benedetto, mi sapessero sentere ora sì o no? E poi, voi signore Ned? Sì, Peppe, stai pur tranquillo, Milone ha ben capito e ora Fresina, Peppe, è giunto per noi il momento di togliere il disturbo e di ritirarci nelle nostre stanze. Orso andiamo. Sì, ma io ora per maggiore sicurezza, perché mi postio davanti alla porta. So vene gente a comincio. Mi faccio scappiare la tosse che resta tempo quando uno è la tosse se ne scappano magari gli atti. Occhio vivo principale, signore Ned. Voi siete vero che vi chiamate Betta, fatemi vedere quanto siete esperta, ma raccomando, perché la storia è questa, è scritta da così, andiamo a fare nascere a Valentino, state capendo? Presto via noi, buonanotte. Oh, sì. Grazie, Rampaldo, Fresina, Peppe, grazie a tutti voi. Grazie. Oh,
Berta, nell'esserti vicino e nel parlarti, il mio cuore palpita. Vorrei spiegarti quale sensazione deliziosa, divina mi invade, ma non ci riesco. Un solo nome ho tenuto in mente e sulle labbra, ed è stato il tuo. Un unico desiderio mi ha fatto vivere, quello di sentire proferire dalla tua bocca le parole t'amo. Sì, dimmi ti amo, e questo sarà il dolce balsamo che sanerà l'afflitto mio cuore. Milona, stretta da te, sento i palpiti del tuo cuore e non voglio che si fermino. Avanti, Milona, palpita per me. Fremi d'amore come io tremo al sentirmi cinta da questo tuo vigoroso abbraccio. Ti amo, Milona. Oh, Berta, sei mia! Oh, Milona. Caro fratello mio, aveva ragione. Anch'io ho osservato attentamente. Miloni è innamorato cotto da Berta, la sorella da Carlo. La guarda con gli occhi da triglia, quel forfante di razza infame. E lei, la grantotta bastarda, più bastarda di Carlo il bastardo, pure lo guardo. Queste due razze maledette, sì, dei cosiddetti reoli di Francia e dei Chiaramonte, si continuano ad accoppiare fra loro come i conigli. E io voglio sposare Beatrice. Mi piace, sì, mi piace. Poi, bello come sono, ricco e valoroso. Ma che ci sono donne che mi resistono? Donne no, ma uomini sì. Anche Amone ama Beatrice, lo hai visto? No, maledettissimo mondo scomberato e bastardo. E io? Che faccio io? Gano, Beatrice la voglio io, altrimenti per Santo Stefano è tutta santa da Magonza. Altrimenti che fare? State buono, fratello. Amone è valoroso e tu
Mai sentito il re? Dovrai batterti in una giostra d'armi e d'amore per Beatrice. E devi farlo anche per l'onore della Magonza, del tuo rango. Sei il fratello maggiore, Ginamo. Caro, ma tu lo sai che io sono scarso di colonna. Fosse soltanto di colonna. Ma non ti angustiare, fratello mio. A tutto ho pensato. Tu non avrai lo scorno di essere abbattuto e di perdere la dama. Il giorno del torneo, dopo aver fatto nascostamente mettere in armi Macario, Bernardo, Ugoletto, Dodo, Manfretonio, Bertolaggi, il capitano Moro Tempesta e quanta gente di Magonza abbiamo in Parigi, mentre tu affronti in duello quella canaglia Amoni, i nostri in gran numero e a un mio segnale, al momento opportuno, entreranno nello steccato, provocheranno disordini, assalteranno Amone e nella mischia qualcuno lo ucciderà. E sia la sua morte e il trionfo delle tue nozze. Sì, bravo, bravo, fratello mio. Sei più piccolo di me, ma hai un cervello grande, grande. Vuol per serpente. Sì. Ma che è? Ginamo, Che ne so? hai sbattuto in questa statua di marmo, devi stare anche la attento, statua fratello si mio. ci mettono, ai. Ti rombissi con nazza, ti rombissi. Con la tua astuzia, tutte le sterminiamo queste. Grazie, fratellozzo mio. Te faccio compare Daniello e mio testimone de nozzi. Zitto ora, a questo penseremo dopo. Andiamo ora nei nostri quartieri a istruire tutti per il giorno della tua giostra d'amore. Seguimi, Ginamo, e vedrai che cosa otterremo. E stai attento alla statua. Andiamo. Come da cafondassera per la tazza da destra della Mio le pezze d'infamone, desonesti e traditori. Tutte cose hai andiso facendo finta di fare la statua di Mammolo. Oh, meno male che l'hai tenuto sempre l'occhio a sta ciddazza da malaugurio. Mi ci mise la pressa stamattina dopo come principale Meloni ne usciva un muccione dalla camera da signorina Betta mascariato di femmina per non farsi canocchio da nonno. Oh, questa fu un'altra bella pensata di da gran ruffiana di donna fresina, Ma ora non c'è che tempi perdere e correre come principale Meloni per contarci subito. Chiedo che ci vogliono fare ste tinte ma consisi a soprattutto mone, s'ammucciano e poi mentre commette con la bestia sciamonita di Ginamo un mazzo di tradimento. Sbaglio c'è, Peppe Nino, presto, recossa, vai a scongiurare sto pericolo, Melone, perché hai voluto parlarmi in segreto con somma urgenza? Che cosa mai succede? Sire, voi volete che la giostra d'amore per Beatrice di Baviera tra mio fratello Amone Ginamo di Baiona si risolva in un bagno di sangue nella piazza di Parigi. La piazza di Parigi traboccante sangue? Ma che significa questo? Cosa intendi dire, Milone? Parla senza indugi, presto! Mio signore, le segrete spie che avevo sguinzagliato per accertarmi che dopo l'incoronazione non ci fosse più nessuno che cospirasse contro di voi e anche mio fratello Ottone mi hanno informato
che nei loro quartieri e dappertutto in città i magonzesi si armano con l'intenzione di disturbare la giostra fra Ginamo e Amone per assaltare mio fratello e ucciderlo. Che? No, no, Milone, non posso crederci. La tua stirpe, ci siamo pacificati con la casa di Magonza e Ginamo ha accettato di buon grado la risoluzione della giostra. Mio sire, voi sapete bene che se i magonzesi prenderanno le armi contro mio fratello, in sua difesa non scenderanno in campo solo mio padre e gli altri miei fratelli, ma anche Namo e i suoi figli, il vostro compagno d'armi Ugiero il Danese e i duchi Morando di Riviera e Rampaldo di Risa. Una nuova catena di faide e vendette insanguinerebbe la cristianità. E non è il momento. Papa Adriano ci ha informato che contro di noi stanno per muovere l'Africa di Agolante di Biserta e l'Asia di Mambrino di Soria. Milone, anche se ne dubito ancora, voglio ascoltarti. Sia subito pubblicato un editto in cui si proibisce ad ogni persona, popolo e baroni, di portare armi per tutto il giorno e per l'indomani della giostra fra Amone e Ginamo, a pena della vita. I due contendenti e tu solo, quale gran generale persona che deve sorvegliare gli interessi del re, potrete impugnare la spada. A te la cura della lizza, l'edificazione dello steccato e l'ordine della piazza. Come voi Esegui, comandate. Milone. Sì, Esegui. mio saggio e giusto monarca. A breve inizierà la giostra tra Amone e Ginamo. Ho disposto ogni cosa e tutto finora sembra in ordine. Milone, vuoi forse giostrare tu per tuo fratello Amone? No, Ginamo, non c'è bisogno. Egli è anche troppo per te. E perché allora sei venuto in piazza armato? Non hai sentito gli ordini di Carlo? Li conosco. La mia presenza, le mie armi non ti offenderanno se tu sarai cavaliere d'onore. Oltre a voi due, a me solo è consentito portare la spada, poiché ho cura della lizza e su di voi ho il comando. Tu menti per la gola. So bene quando sei traditore. Tu e tutta la marcia stirpe dei Chiaramonti. Tu sei qui in piazza per ordire contro di me. Se io non amassi il nostro sovrano, ti proverei ora che di noi è avvezzo a tradire. Il mondo tutto è testimone dei vostri tradimenti e dell'onore di cui si adorna invece la stirpe dei Chiaramonte. Vile garzone, te insegno ora se Magonza sia una stirpe onorata oppure la tua. Miserabile tu e tutta la tua razza, nati al mondo per seminare sempre guerra dove c'è pace. Stai al tuo posto, stai al tuo posto.
Gesù! Guardate che cosa è successo! Cosa è successo? Oh, Milone! Milone non ci sacciniamo! Allarme! Anticamolo! Assaltiamolo! Assaltiamolo! Maledetto! Maledetta razza! Non scamperete la nostra vendetta! Non scamperete! Ma si consiglia chi vuol recare ingiuria alla stirpe del Gramonte! Venite a 100 a Ramagonza! La strada di Milone non teme nessuno! Infami! Assaltatelo! Assaltatelo! Maledetto che non siete... Maledetto Melone! Morirai! Io ci esaginiamo! Ah sì! Combatti e muori! E dove siete? Dove siete, dico? Venite! Venite! Melone! Melone, nel nome di Dio, cessa la strage! O dovrò farti conoscere il peso della mia giustizia! Io te lo comando! Sacra corona! Sacra corona! Re Carlo, a voi vi appello, guardate, guardate, quanto sangue nella piazza, mio fratello Genomuzza a terra e morte tutte quelle che volevano difenderlo. Carlo, Carlo, dimmi, non sono tua gente ma consesi. E Melone, in barba al tuo bando, ha provocato Genamo, ardito a impugnare la spada contro di lui, lo ha aggredito e ha inondato Parigi di sangue, ma con sé sei innocente. Devi essere punito, maestà. Melone, disobbedendomi, hai disonorato la mia corona e la mia persona. E io ti bandisco dal mio regno a pena della vita se non avrai lasciato Parigi entro il novello giorno. La mia Berta incinta. Non posso abbandonarla alle ire del fratello. Corro a prenderla. La condurrò via con me. E guai a chi tentasse di fermarmi. Vado, Milone!
grande ignominia si è abbattuta sulla mia corona e sulla stirpe dei reali di Francia. Non solo Milone ha fatto stragi immense delle genti di Magonza, e per questo io l'avevo bandito dal regno. No, non gli è bastato questo, gli ha portato via con sé la mia regale sorella Berta. Una fuga d'amore. Per il capriccio di Berta sono venuto meno al mio impegno di impalmarla con l'imperatore di Grecia. Ma la sconteranno entrambi questa offesa. Ho inviato corrieri da ogni parte, finanche in Italia, per averne notizie. E Gano e Ginamo mi hanno aiutato con le loro segrete spie. Nulla mi importa della reazione di Bernardo di Chiaramonte e dei suoi. Berta e Milone saranno impiccati. Ho decretato la sentenza di morte secondo le antiche leggi franche. Milone per strage, ratto violento e diserzione per entrambi, per lesa maestà. Sì, il conte Gano di Magonza chiede di essere ammesso alla vostra presenza. Dice di recare importanti notizie. Presto, fatelo passare. Sì, come comandate, maestà. Sire, sappiamo dove sono Milone e Berta. Il mio bravo emissario Falcone li ha scovati a Roma, alloggiati in una bettola. Certamente Milone è andato nella città santa per cercare protezione verso suo fratello, il cardinale Leone. Non c'è tempo da perdere, bisogna correre ad arrestarli. Io, in nome di tutti quei poveri soldati innocenti magonzesi che Milone ha massacrato, vi chiedo di affidarmene l'incarico. Voglio e devo rendere giustizia alle madri di quelle anime innocenti. E va bene, Gano. Senza por tempo in mezzo, parti a sprombattuto alla volta di Roma con Ginamo e i tuoi armati. Raggiungili. Arrestali per mio mandato. Riportali qui in ceppi e catene. La sentenza di morte sarà pubblicamente seguita a monito ed esempio per tutti. No, così in fretta, Sacra Corona. Cosa potrebbero pensare Namo di Baviera e gli altri vecchi baroni di vostro padre per quest'ordine impartitomi senza nessuna ufficialità? Voglio una bolla con la vostra regale firma che mi assicuri pieno ed esclusivo potere sui fuggiaschi. Subito l'avrai, Gano. Seguimi alla Real Cancelleria. Andiamo. Vi seguo come comanda l'altissima volontà della vostra. Questa, preghiete. Escio come un orco. Col mio denaro, la mia stozio, le mie parole, sono riuscito a farmi affidare da te l'incarico dell'arresto di Milone e di quella svergognata e lussuriosa di tua sorella. No, non a Namo, non a Moranto, né a Rampaldo lo hai detto o lo hai dato, a me. Ed io Milone, quando ti avrò in pugno, ti farò trattare dai miei soldati peggio di un cane rognoso. Altro che primo paladino e capitano delle armate francesi. A sputi e nerbate ti faccio prendere, sì. A Santo Stefano, Santo Ninnilio, Santo Schichirione, fammelo questo miracolo. Fammelo vedere, morta Milone, e vi faccio erigere una basilica e tante statue d'oro, voto Gano di Magonza, sia.
Ci sono riuscito, sì. Ora come volgari malfattori vi trascinerò a Parigi per farvi impeccare. Oh! Conte Paladino Milone, principessa di sangue reale Berta. Vi siete sollazzati abbastanza. Ora penderete dalla forca col sorriso soave dell'amore che vi unisce. Sì, abbozza l'ore, i magonzesi, come hai fatto a Parigi, Bolone, forza! Codardi traditori di miserabile razza infame! Siete riusciti ad arrestarci perché mi avete sorpreso nel sonno e disarmato! Gano, Che c'è? Gano, guarda, girati, guarda, solo loro ci mancavano. Papa Adriano, alla testa di un esercito romano, sta venendo verso di noi, qua in vista, temo, sì. Calmati, Genamo, non mi innervosire. Eccole qua, arrivano. Fermatevi! Nel nome della Santissima e Indivisibile Trinità e per la sovrana autorità del Soglio di San Pietro. Questa è la volontà del Sommo Pontefice di Roma. Conte Gano, chi ti ha dato l'ordine di arrestare Milone, conte di Anglande, e la reale principessa Berta? Santità, ho l'ordine firmato col sigillo di Carlo, re dei Franchi. Me meraviglio, o giovane di poco senno, che re Carlo, la cui alta fama risuona per ogni dove, abbia a te affidato questa impresa. Io ti lodo in parte per essere riuscito a fare prigionieri costoro, ma ti biasmo perché hai male eseguito gli ordini. Tu li hai arrestati a Roma, nel patrimonio di San Pietro. Il re di Francia non ha giurisdizione alcuna sulle terre di Santa Romana Chiesa. Qui soltanto la nostra volontà è legge, perché è volontà del vicario di Cristo in terra. Come dunque potresti condurli a Parigi se furono arrestati in Roma? Devi perciò consegnarmi i prigionieri. A me spetta la loro custodia nel territorio di San Pietro, non a te. Qui a nulla vale la bolla firmata dal re di Francia. Ma santità, io protesto! Questa vostra decisione non è conforme al diritto delle genti ed è certamente influenzata dal cardinale Leone qui presente. Sì, è vero, voi non siete degno del saggio che occupate, no, siete un papa ingiusto e fazioso. Sì, ha ragione. Ma come osate, sconsigliati? Voi magonzosi avete passato il segno. Non pronunzio la scomunica perché ho pietà delle vostre anime. Consegnatemi i prigionieri e andatevene! Dietro di me c'è un esercito di 5.000 romani. A un mio cenno sono pronti a schiacciare il vostro drappello e a imprigionarvi tutti nelle segrete di Castel Sant'Angelo. Sgombrate dal patrimonio di San Pietro! Subito! Siamo obbedienti al volere del sommo pontefice, ma non finirà qui, no, vieni, Genamo, torniamo a Parigi, Andiamo. Andate! Non finisce qua.
Milone, Milone, fratello mio, oh Santo Padre, ve ne ringrazio, ci avete salvato. Io sono solo un umile strumento nelle mani di Dio. L'angelo salvatore giunge sempre a liberare gli innocenti e le vittime delle ingiustizie umane. Ringraziate vostro fratello che di tutto mi ha informato. Santità, siamo nelle vostre mani. E salva la nostra vita. Scriveremo al Ducanamo di Baviera per informarlo che siete al sicuro in Vaticano. Namo, con la sua autorità, parlerà a Carlo per impetrarvi la grazia, o almeno per ottenere la commutazione della pena. Venite ora, sarete al sicuro cemiti dall'abbraccio accogliente di Santa Romana Chiesa. Che Dio benedica questa giornata, Carlo. Namo, mi hai chiesto un colloquio riservato. Dunque parla. Sire, Sua Santità il Papa, l'esercito e i suoi capi, la signoria francese, la cittadinanza di Parigi, mi hanno onorato del mandato di rappresentarli dinanzi alla vostra sovrana maestà. Il pontefice, pastore della Chiesa apostolica romana, vuole che i cristiani osservino le leggi dell'Evangelo, e molto più i sovrani, che devono essere di esempio alla nazione. Io sono qui per dirvi come il Papa, la nobiltà e il popolo franco deplorino la vostra sentenza di morte per Berta e Milone. Milone ha violato le leggi del Vangelo, non io. Ha sterminato i magonzesi. È reo di strage. I magonzesi erano armati. Tutti hanno visto. Anche tu. Solo Milone poteva portare armi in ordine al tuo volere. Il Papa conosce i fatti come li conosci tu e come li conosciamo tutti a Parigi. Non essere ostinato, Carlo. Potrai volere i magonzesi al tuo fianco, ma non fermarne le loro antiche brame di vendetta. I magonzesi ci odiano e ti odiano, perché nel tuo sangue scorre quello di Costantino il Grande. Milone e Berta peccarono, contravvenendo a quanto la maestà vostra aveva disposto, cioè che Berta sposasse, secondo la tua promessa, Costantino di Grecia. Ma non dovete pensare che Milone e Berta si amarono a onta vostra. Si amarono perché amore è nato con l'uomo. Amore è nato, è stato imposto da Dio. Si amarono perché amano gli uccelli, i rettili, amano le piante, i fiori. Sebbene noi potenti abbiamo reso immonda questa terra
coi nostri delitti, tutto ciò che Dio vi creò palpita ancora sotto l'impulso dell'amore. Se anche l'uomo volesse reprimere questa forza onnipossente, non può, ed è soggetto al suo fatale predominio, specie quando si è giovani. Milone amò Berta di amore sincero e leale. Berta non ha esitato a lasciare le agiatezze in cui viveva per seguire l'uomo cui aveva giurato amore e fedeltà. Berta ha trasgredito il mio volere di sovrano, la sua obbedienza è grande. Non meno grande dell'amore per Milone, Carlo. Sono dunque colpevoli. Voi ritenete che siano rei, che meritino una punizione secondo le leggi degli uomini, e perciò emanaste l'editto di morte. Ma vi sovvenga che il vostro antenato, Costantino il Grande, ci ha lasciato un codice di leggi romane che siamo obbligati ad osservare rigorosamente, come le rispettò il conte paladino Rizzieri alla condanna di Biancadora, regina di Francia. Il codice stabilisce che sono colpevoli di morte i regicidi, i traditori della patria, gli infanticidi e chi complotta contro la corona. Nulla di ciò può imputare a Berta e Milone, e perciò non puoi condannarli alla pena capitale. Vuoi commutarla? Ti sovvenga, o sire, che l'atto commesso da Berta e Milone lo commisero gli antichi, lo commettono i presenti, lo commetteranno i posteri. Namo, dovevano vincerli, dominarli con la ragione, questi desideri immondi, questi istinti lussuriosi. Tu? Proprio tu mi parli di dominare gli istinti? E perché non li dominasti tu, quando in Saragozza di Spagna amasti Galerana, oggi nostra regina, e fuggesti con lei? Namo, questo tuo confronto è inammissibile. Galerano non era promessa ad alcuno. Legandosi a me, non degradava la sua condizione, si univa al re dei Franchi. Maestro, Milone primo paladino, conte d'Anglante, signore di Brava, gran generale degli eserciti francesi, senatore romano, discendente dell'Areol Casa di Chiaramonte. Ed ancora, se voi lo aveste dimenticato per l'oro di Magonza, colui che conquistò Parigi e che sulle alte mura vi fece acclamare dal popolo re dei Franchi, voi non eravate altro che un umile trinciante di tavola. Non vi levate in superbia, maestà. Essa è punita da Dio. Voi, nel momento di esacerbazione, avete autorizzato Gano a mettere le sue ignobili mani sul vostro stesso sangue, sulla vostra stessa regale sorella Berta. I Magonzesi sono stati sempre nemici dei discendenti di Costantino. Non dimenticate l'attentato a Fiovo, primo re di Francia, l'avvelenamento di vostra madre Berta, l'assassinio di vostro padre Pipino e l'usurpazione della corona. Avevate 9 anni quando vedeste i vostri fratelastri magonzesi vibrare spietati colpi di pugnale nel cuore di vostro padre. Ma forse è comodo dimenticare per l'oro di Magonza. Basta così, Namo! No, non basta, Carlo! I magonzesi insuperviti dal tuo incarico, come ingordi sparvieri, arrestarono a Roma Berta e Milone e per saziare la loro brama di vendetta commisero la vituperevole azione di trascinarli col capestro al collo, come cani, sì, per le vie della città eterna. Hanno insultato e dileggiato Berta come un'immonda peccatrice. Neanche l'adultera del Vangelo sopi tanta vergogna. La vergogna di Berta ricadrà su di te se continuerai a dimenticare per l'oro di Magonza. Dopo l'assassinio di Pipino, io salvai Berta dagli usurpatori, la condossi nella mia casa sfidando l'odio magonzese. Berta è figlia mia. Io l'ho allevata, è cresciuta con le mie figlie e l'ho difesa dai suoi nemici. E tu,
condanni a morte mia figlia? Quale diritto hai? Sono io che dovrei punirla. Io quel padre. Carlo, revoca l'editto di morte. Non attirare su di te la punizione di Dio. Tra sovrano e popolo c'è un legame sacro, sancito da un giuramento. Il popolo giura di difendervi con lo spargimento del suo sangue contro il nemico. Il re giura sull'altare di Dio di trattare il suo popolo come un padre tratta i propri figli. Lo spergiuro è abominevole. Ostinandovi a condannare a morte Berta e Milone, voi non vi comportate da padre, ma da tiranno. Il popolo vi ha chiamato Magno. Mostratevi degno di tal soprannome, che fu di Alessandro, di Pompeo, di Costantino. Revocate quella crudele condanna, o sul libro della grande storia sarete ricordato come Carlo, il sanguinario. No, io non perdono né Berta né Milone. Vada, Carlo! Se Berta e Milone saranno giustiziati, nessuno sosterrà più il tuo trono. La mia Baviera, il Chiaramonte, l'Inghilterra e la Calabria di Rampaldo ti si rivolteranno contro. Forse ti resterà fedele solo Magonza. Io ho finito. Iddio benedica questa giornata e illumini la tua mente. Alla malora! Anche tu, Namo! Che succede, Carlo? Perché tutto questo? Perché? Non doveva accadere. Carlo Magno, Iddio a te mi manda per dirti non condannare Berta e Milone, perché da Berta nascer deve un bambino che sarà il primo uomo del mondo e la colonna maggiore della santa fede. La spada che impugno 1000 fulmini scoccherà sul tuo capo se ti opporrai al voler di Dio. Questo non è un cenno mio, ma comando del vero Iddio. Non andar via! Non andar via! Celeste messaggero! No! Valletti! Valletti, servi soldati! Presto! Pergamena! Penna d'oca e sigillo reale! E subito il duca Namo di Baviera parta la volta di Roma! Revoco la condanna a morte per mia sorella e Milone! Il Papa li sposi cristianamente, ma essi siano banditi ed esiliati da tutte le terre cristiane.
Nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo. Il matrimonio è un sacramento che unisce l'uomo e la donna indissolubilmente. I coniugi hanno il dovere di educare i figli secondo la religione di Santa Romana Chiesa. Milone, conte di Anglante, vuoi tu prendere in moglie la qui presente Berta, principessa reale di Francia? Sì, lo voglio. E tu, Berta, principessa di sangue reale, vuoi prendere in marito il qui presente Milone di Anglante? Sì, lo voglio. Datevi le destre. Ego coniugo vos in matrimonium, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sii propizio, Signore, alle nostre preghiere e al tuo santo sacramento, col quale ordinasti la propagazione del genere umano, e assistici benigno, affinché tutto ciò che è unito da te nessuno separi. Amen. Amen. Berta e Milone, come sapete Carlo vi ha graziato, ma vi ha bandito dalle terre cristiane. Finito il banchetto nuziale, io e i vostri amici e congiunti vi accompagneremo al porto di Civitavecchia, ove prenderete imbarco per recarvi in Pagania. Vi resterete finché non avremo ottenuto da Carlo la revoca dell'esilio. Vi daremo cibo e denaro, e che la provvidenza vi assista, specialmente te, Berta, che nutri nel tuo grembo il frutto dell'amore con Milone, e sia sempre ringraziato l'Onnipotente Signore Iddio. Grazie. Anche quest'altra avventura si è conclusa con il gusto, il piacere veramente del racconto
delle grandi parlate di coloro che ci hanno preceduti in questa missione del fare i pupari, veramente le straordinarie parlate, quelle che distruggono quei luoghi comuni che gravano tanto sull'opera dei pupi, che i pupi parlassero solo scorrettamente, in un italiano non perfetto. Questo ci dimostra come l'attenzione nell'area catanese era tantissima per sentire veramente la vibrazione della voce, l'arte dei parraturi, dei pupari, dei manianti. Questo grazie sempre alla ricerca del professore Alessandro Napoli, della sua estrema, infinita voglia di continuare a raccontare, e lo facciamo tutti insieme. Questa è la marionettistica dei Fratelli Napoli, che sale su questa grande ammiraglia che è quella del Museo Internazionale delle Marionette, per poterci divertire ancora insieme, sanamente, raccontando delle storie belle, straordinarie, infinite, che ci riempiono il cuore di gioia, che ci restituiscono il sapore delle antiche tradizioni. La marionettistica dei Fratelli Napoli, Giacomo Anastasi, il grande professore Alessandro Napoli, Giuseppe Napoli, capo maniante, Nicoletta che ci ha deliziati con la sua voce, Davide, Carletto, Italo, Agnese, Marco, Dario, Martina e Roberta. Come vedete, tanti volti nuovi in una compagnia che quest'anno ha compiuto 100 anni di storia, e questa è anche la nostra gioia: ospitare, rinnovarci e condividere con quelli molto più giovani di noi questo antico messaggio e questa tradizione con la quale viaggiamo insieme da 100 anni. Grazie a tutti signori, alla prossima, grazie.